Buongiorno dal Museo della Bonifica di Cavendramin, nel comune di Taglio di Po, per la presentazione, in questa settimana della sostenibilità, di un'iniziativa interessante e importante che ha coinvolto tutti i comuni del Delta del Po. Ascoltiamo Federica Sansoni, Art Director di Wallaby, che è questa associazione che ha curato e seguito l'iniziativa. Wallaby è un'associazione culturale che si occupa di progetti artistici di natura multidisciplinare. Siamo qui oggi per presentare un progetto che porta il nome Un altro Po, è un progetto di promozione turistica finanziato dalla Regione Veneto e dai 7 comuni del Delta del Po. Abbiamo realizzato una progettualità che creasse un'immagine nuova e inedita dei 7 comuni grazie all'intervento di 7 noti illustratori che hanno per noi illustrato le peculiarità e le caratteristiche paesaggistiche di questo territorio. Quindi 7 grandi artisti per un territorio che ha bisogno di attrarre il turista sia nazionale che internazionale. Una campagna studiata per la stampa nazionale e che partirà oggi qui da Cavendramin. Gli artisti coinvolti sono artisti noti nel panorama nazionale e internazionale, vengono dal mondo della grande editoria e dei grandi brand, alcuni abitano all'estero, a New York, uno a Parigi, sono Ale Giorgini, Riccardo Guasco, Bianca Bagnarelli, Andrea Serio, Carlo Stanga e Gio Quasirosso. Gli artisti hanno trovato delle suggestioni, è proprio questa la cosa speciale di questo territorio. Infatti, come potete vedere, le illustrazioni sono sempre legate a un ambiente che può essere quasi poetico. Le illustrazioni sono evocative, spesso sono delle riprese illustrate di un momento al tramonto, quindi evocano tutte un'atmosfera un po' romantica e poetica che questo territorio sa dare.